Quando mori di un poeta è scommente che si di studi di un isteddu e in su gelu e Sardegna nel passata si indesti studau uno dei isteddus più luggentisi. In Bonorva a sedati di 94 anni si indestandau s'ultimo dei poeti armannus de sa poesia Bolu, Peppe Sozzu. Nosu doleusu a recordaieci. Saoghe ammaiadora de Peppe Sozzu, uno tragiu che ne assimizzu, sa bellezza de sa limba e sa perfezione de sol versos. E su chi non resta de Peppe Sozzu, uno de sos poeta più mannos de totus istoria de sa poesia cantata. Tiu Peppe tenia da 94 annos, proprio de mesu seculu, e ha distrinato un notter de recreu a sos amantiosos de sa poesia Bolu. Sa prima gara in Foresta Burgos, su noe de Sant'Andria de su 1939 con Andria Ninniri e Tommaso Pinna. S'ultima in su 93 in Bidda Sua, Bonorva, con Francisco Mura. In mesu de Ghinas e de Ghinar de Garas, pro una derintina e annos ha fatto giova vissa con Raimondo Viras, ma de Sozzu s'ammentan finas e sas garas con Barore Tuccone e Barore Sassu. Con isse sun creschidos totus os cantadores che han cominciato a cantare a pustir de sa seconda guerra mondiale, Bernardo Zizzi, Maria Dumasala, Francisco Mura, Francisco Sale e Antoni Vazzola. Con Sozzu si canta da una parte de importo de storia de sa poesia cantata, s'ultimo de sos poeta armannos de un'istagione lughente de sol verso Sabolo. Adiosu tiu Peppe e chissà terra bosi allevia. In quest'ultimo tretto de gente questionaus de librus, de mo in susu si statuto dei trabalhadores sa da poter riligere in sardo puro. Bannessio, esperto de diritto de su trabalho, da tradusio in lingua sarda. Si statuto dei sos traballadores è traduito in lingua sarda e come intervenne questa idea? Ma questa idea venne dai tutti questi anni, insomma, sul centro di studio sulle relazioni industriali organizzava da seminari, dibattiti, conferenze in lingua sarda proprio per sperimentare l'impiego del sardo e l'imparo delle materie giuridiche. E abbiamo spesso statuto dai anni, il professor lui, effettivamente è una legge di importo umano, non è una legge non è sarda, ma è una legge che pertocca di interesse della categoria che è sacrificata e non è dalle società, dei trabalhadores. E tanto abbiamo pensato bene che è una legge che sta applicata in tutta la nazione, non solo in Italia, si sta portando in un montone di lingue e mancava la lingua sarda. Noi abbiamo apprezzato questi ultimi anni e insomma si sta tutti si sta attaccando meglio, ma sicuramente noi aumentiamo l'articolo 8 e abbiamo la forza e in mezzo a portare in sardo prima questa legge è stata abolita su tutto e dunque si sta usta a molla e non si è spinta a pubblicare il statuto. Adesso sa le difficoltà a tradurre un testo in giuridico in lingua sarda. A portare una legge in sardo non è facile, un sta a portare un articolo in un giornale, un romanzo, un onto.
ti lasciano un mano, insomma, è più facile, ti lasciano più libertà in questa traduzione. Una legge no, una legge, cada parola la deve pesare, deve stare attenta, mentre la volta si la volta male può stramudire sul sentito di questa legge. E sì, questo è vero, in cada lingua è usardo, è regalo più difficile, secondo me, non abbiamo un linguaggio specifico, settoriale, non abbiamo un linguaggio giuridico. E dunque, per dinarre a volte i due dove sta, per un'area datori di lavoro, a comincio l'abbiamo portato in sardo mere, mentre è normale, sì, no? Però poi abbiamo pensato, ma proite sul legislatore non ha posto padrone, ma ha posto datore di lavoro. E tanto forse il mere non si è sparso troppo ideologico, e l'abbiamo portato in datore di lavoro. In questo di uso sardo, ma per una legge secondo me anda bene, insomma. Per dare un esempio, spronare, alle volte abbiamo usato alle orzatura, per portare imposte. In sardo non abbiamo una parola, abbiamo tributo, abbiamo pagamento. Però abbiamo buscato la parola impositos e effettivamente non chiede nariere imposte, imposito non abbiamo un'usanza, però una cosa è da pesare viene a pubblico e dunque su sono e viene a su sentito uno spazio giusto per non riesco questa parola e quasi tante altre. Era portato questa legge in lingua sarda da zuare, dopo non se la conosco ancora di più. Beh, spero io, insomma, se di sta portata in sardo sia regalo un medio di diffusione di conoscenza, magari per lo giovane, sì. E non leggono in italiano, ma in sardo magari si possono accorciare il proso. Con questo sciueddo su de banne sio si serra da sa puntata de oi, Zente torna da Dominico a mesudì e mezzo e in replica Giovia ai 11 e mezzanotte. In buon'ora. Con la partecipazione di Regione Autonoma della Sardegna, tutela lingua e cultura sarda.